16 comunità dell'Ogliastra, dalla Baronia del Marghine, Planargia, che si mettono in mostra ospitando i visitatori che scelgano di venire in Sardegna nei mesi di maggio e giugno per ammirare un'isola in fiore con la natura che propone degli spettacoli incredibili sia sotto il profilo cromatico che olfattivo. Quanto permette dal 2006 la manifestazione Primavera nel cuore della Sardegna, un'iniziativa promossa dall'Aspen, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, il cui programma è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede dell'ente camerale. All'incontro sono intervenuti tra gli altri Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Roberto Cadedu, presidente dell'Aspen, e Gianni Chiesa, assessore regionale al turismo, commercio e artigianato. Il circuito di marketing territoriale Primavera, che nasce sulla scia del successo di Autunno in Barbagia, prenderà il via il 27 e il 28 aprile con le tappe di Girasole e Siniscola e si concluderà con l'appuntamento di Lanusei il 22 e 23 giugno. Un modello collaudato che nella passata edizione ha visto 200.000 presenze, numeri che ricalcano il successo di Autunno in Barbagia, che ormai sfiora il 500.000 di visitatori. Una formula di grande successo, quella creata dall'Aspen con Autunno in Barbagia e la Primavera, che ormai ha fatto scuola in Sardegna. Non solo, l'obiettivo rimane quello di allungare la stagione turistica oltre i canonici mesi estivi per toccare quota 7-8 mesi e garantire alle strutture ricettive e alle attività produttive un costante apporto di clienti. Nel suo intervento l'assessore Chiesa ha confermato l'impegno della Regione nel supportare finanziariamente le manifestazioni importanti come la Primavera e Autunno in Barbagia, ma anche ribadito la necessità di creare un brand unico per tutta la Sardegna, in modo che sia l'intera isola ad essere oggetto di attenzione da parte dei visitatori, specie quelli stranieri che ormai rappresentano la maggioranza. Per far questo ha indicato 3 priorità su cui puntare: formazione e professionalità degli operatori, accoglienza anche sotto il profilo delle strutture ricettive e dei trasporti, marketing per far conoscere le bellezze dell'isola in giro per il mondo.